Una vera e propria task force composta da decine di uomini, ispettori dell'INAIL, dell'INPS, della Guardia di Finanza, della Direzione Territoriale del Lavoro e dei Vigili del Fuoco, nel mirino i laboratori tessili gestiti dai cinesi, strutture nelle quali talvolta, senza che vengano rispettate le regole minime in materia di lavoro dipendente, vengono prodotti i marchi e le griffe più famose del mondo della moda. E proprio le grandi case potrebbero essere chiamate a pagare le irregolarità riscontrate durante i blitz coordinati dalla squadra mobile trevigiana. La legge prevede dal punto di vista dell'obbligo contributivo una responsabilità in solido del committente e questo, la ratio della norma, è in funzione di garanzia e di tutela della contribuzione previdenziale a favore dei lavoratori. Il primo passo è quello di appurare se si tratti di marchi autentici o contraffatti. Il capo originale ovviamente prevede che sotto ci sia un contratto con cui la casa madre abbia decentrato la produzione e delegato questa ditta a produrlo. Qualora fosse contraffatto invece ci sono sanzioni di carattere penale. Nel corso dei 2 sopralluoghi a Castelfranco e Montebelluna sono stati trovati al lavoro rispettivamente 4 irregolari su 6 presenti e 9 su 19 non in regola. Pesanti le sanzioni a carico dei titolari e intanto la finanza ha anche avviato i necessari accertamenti per capire dove siano stati reinvestiti o destinati gli utili realizzati negli ultimi mesi. I controlli coordinati che vedono impiegati personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, abbiamo gli enti amministrativi come l'INPS, l'INAIL, la Direzione Territoriale del Lavoro, la SPISAL, i Vigili del Fuoco. Controlli che, garantisce la Questura, continueranno anche nei prossimi mesi.